Non so bene, non so bene. Ti lascio ai giornalisti. Ciao ragazzi. Buongiorno. Come si sente in questa prima uscita da candidato? Mi sento come sempre, Paolo Truzzu, la solita persona nella serenità più totale e nella gioia di affrontare una sfida importante. Ieri c'è stato un via libera a Solinas da parte del Pizdaz, una riconferma, una reazione. Questo dovete chiederlo al Pizdaz e a Cristian Solinas, non potete sicuramente chiederlo a me, io parlo per me. Come è andato questo giro a quarto tra la Coldiretti e la passeggiata per le strade? Sempre bene, abbiamo incontrato tante persone, abbiamo incontrato tante imprese che quotidianamente portano avanti un lavoro importante, che come dire, danno vita a prodotti di qualità e rappresentano la vera Sardegna. Può essere un problema il fatto che il Pizdaz non ci sia almeno oggi, vista anche la riunione di ieri? Io non so se sia il problema, dico che il posto del Pizdaz è col centrodestra, non c'è alcun motivo per cui non stiano in coalizione con noi. Aspetta delle novità oggi? Aspettiamo novità tutti i giorni. Oggi è la prima uscita, che cosa dire ai sardi, anche ai cagliaritani, ovviamente nel sindaco di Cagliari, quindi ovviamente lì c'è un bacino importante di elettori, tra contenti e scontenti naturalmente, come tutti i giri. Io non sono tra coloro che si iscrive al partito della bacchetta magica, penso che la bacchetta magica non esista, c'è tanto lavoro da fare, c'è tanto ascolto da fare, ascoltare le esigenze dei cittadini, delle nostre comunità, e penso che la cosa più semplice che possiamo fare è spiegare a tutti e convincere tutti che si possa vivere in Sardegna e si possa vivere bene. Grazie. Con Graziano Milia vi siete già incontrati? Siamo arrivati assieme, abbiamo fatto una chiacchierata, ma sarà un leitmotiv della mia campagna elettorale. L'obiettivo della nostra campagna è quella di parlare con tutti, di parlare con i sardi, di parlare soprattutto con chi rappresenta le comunità più importanti che ci sono in Italia, che sono i comuni e le municipalità. Quindi partiamo dai sindaci perché rappresentano comunità intere.